Mascolo di nuovo interno per Perkins, duello con Terry, tanto tonnellaggio per Nick Perkins e canestro di forza assoluta. E adesso noi andiamo a gustarci la clip dei Mascolo, l'aiuto di Terry con una finestra che lascia passare tantissimo sole. Perkins dentro la schiacciata di Barnell, se lo perde Leve. Bowman, eccezione di Lamb, 1 contro 1, lascia Stumbris sul posto, il canestro di Doron Lamb con il fallo del Lettone. L'Epicasa prova a scappare via e allora prova a correre Trieste. Michele Ruzier per Bertley, vi apre lo spazio, Ruzier dall'arco, l'errore, vola Skylar Spencer, prova davvero a rimanere aggrappata anche con il suo pivot. La squadra alla bardata, bellissima questa inquadratura ancora interna per Emmanuel Terry che cerca lo spazio giusto ma si gira praticamente dal lato sbagliato e poi Nick Perkins a chiudere. Questo il contropiede chiuso nel migliore dei modi da Nick Perkins. E poi Lever a firmare il -11, attacca ancora, si gira fino in fondo, la virata poi non va a realizzare, corre di nuovo Bowman a tutto campo, il tiro da 3 punti di Doron Lamb, 63. Ritorna da D'Angelo Harrison, 5 secondi per andare al tiro, lo lascia sul posto a campo grande, che canestro! D'Angelo Harrison! Qualche cosa in più, il pallone di nuovo per Marquis Reed che protesta per il contatto, alla fine il canestro arriva lo stesso. Si è confermata al primo posto in classifica nonostante anche la vittoria di Bologna. Ruzier da 3 punti, deve ancora giocare 1 minuto e poi a Scafati dove la Givova dopo il -17 di fine terzo periodo sta recuperando ed è a -3.